I got hip-hop music with the future flow. So don't worry, even if the sky is falling down. Oltre 1400 gli iscritti alla Festa del Cross Veneto 2013, la tappa finale dei campionati assoluto, promozionale e master. Numeri che continuano ad essere straordinari per una specialità che in Veneto riscuote sempre grandi consensi. Nell'area golenale del fiume Brenta a Nove, città della ceramica, il successo è stato evidente. Il successo è innegabile e la partecipazione come sempre è stata notevolissima, le gare sono state molto interessanti, il percorso lo sappiamo oramai è collaudatissimo, dal mio punto di vista è uno dei migliori percorsi che possiamo avere per la corsa campestre in Italia, quindi la festa è un po' infreddolita ma ancora una volta è riuscita. La festa finale del Cross Veneto è stata introdotta in calendario nel 2004 e da allora ha visto aumentare di stagione in stagione il numero degli iscritti. Volevamo, io in particolare, creare un momento di festa in una situazione anche così agreste campestre e quindi pensavamo che la giornata conclusiva dei campionati di società e i campionati individuali regionali fosse l'occasione migliore. Che sia stata una vera festa del cross lo si deduce dalle parole dei vincitori, ognuno dei quali ha portato con sé una storia curiosa legata alla corsa campestre. Tra i campioni regionali una neomamma, una promessa che ha corso il suo primo cross a gennaio, un allievo che a causa della vittoria dovrà tingersi i capelli di biondo, un'assoluta che a 43 anni vince ancora e considera l'alloro regionale un titolo alla carriera. Concentriamoci allora sui titoli individuali. Andando con ordine, dopo l'apertura dei master, ragazzi e ragazze hanno invaso il percorso celebrando due nomi già noti nel panorama regionale. Si tratta di Francesca Crestani dell'Atletica Marostica Vimar e di Lorenzo Botter del Gagno Ponzano. In particolare la marosticense quest'anno ha vinto tutte e 4 le tappe di cross regionale. Sono contenta, è stato bello anche il percorso, ha tenuto bene, speriamo che anche le gare di pista andassero bene, di migliorare il tempo sui 1000. Per Botter la stagione è andata in crescendo, come ci racconta, una passione evidente la sua per la corsa, piacevole scoperta che coltiverà negli anni a venire. Secondo me io sono più bravo nelle distanze lunghe, cioè i 1500, mentre i 1000 non riesco a dare tutto in così pochi metri. Continuo a fare atletica, sì, e credo che farò del fondo la mia specialità. Per quanto riguarda le cadette, il trono spetta a Francesca Tommasi. La veronese non ha rivali e fin dai primi metri impone un ritmo insostenibile alle avversarie. Per lei quest'anno l'attacco al record italiano sui 2000. Su pista vorrei avvicinarmi al record italiano sui 2000, poi vorrei provare anche sui 1000 a migliorarmi. E di cross ho in nazionale Rocca di Papa e mi piacerebbe arrivare tra le prime. Per il record italiano dovrei tirare giù 8 secondi, che comunque non sono pochi, però non penso che sia impossibile, comunque ci provo. Assieme a lei e dalle altre convocate agli italiani di cross cadetti di Rocca di Papa ci sarà Stefano Bernardi, vincitore inedito nelle campestri regionali 2013. Per il cadetto bellunese la vittoria di Nove conferma l'ottimo stato di forma in vista del prossimo impegno nazionale. Siamo partiti abbastanza, non fortissimo, ho tirato il primo giro piccolo, poi avevo sempre quei 2-3 metri di vantaggio sugli altri. Sull'ultima salitella qua ho accelerato per provare e ho fatto tutto il rettilineo qua sprintando e sono andato. Mi sto allenando duramente per gli italiani e all'inizio facevo un po' fatica, ma oggi sono soddisfatto perché ho tirato tutta la gara, quindi stavo bene insomma. Nella gara allieve, con assente giustificata Elena Bellò, campionessa italiana indoor nei 400, è un'altra stella dell'atletica vicentina a brillare. Rebecca Lonedo fa gara a sé, è la più forte ed il percorso di Nove lo conferma. C'è qualcosa da migliorare però, come dice lei. Devo allenarmi di più sulla velocità perché mi manca e poi anche sulle braccia che scorro sempre seduta e non riesco ad andare avanti. Mi sento bene e ogni gara ho corso senza stancarmi, anzi ho ancora energia e adesso speriamo di andare bene anche in pista
e poi ho fatto anche gli italiani scorsa domenica. Speravo di arrivare tra prima o anche seconda, però sono stata chiusa la partenza, ma sono riuscita a prendermi un terzo posto. Nel cross corto femminile lo scettro regionale va alla neomamma Valentina Bernasconi, tornata in grande spolvero alle gare campestri in attesa di tornare all'opera su pista. Eccola al traguardo di 9 con la piccola Gaia. Riesco sempre a portarla con me, quindi è bello così, non devo neanche lasciarla a casa, non deve soffrire senza la mamma. Lei ha 6 mesi e mezzo e si va a correre e si allena perché non è neanche un sacrificio, sarebbe un sacrificio stare fermi, insomma, per me almeno. Poi lei è buona, quindi mi permette di farlo. Poco dopo il suo arrivo a tagliare il traguardo è stata la promessa Gloria Tessaro. È lei la campionessa regionale promesse del cross corto, già pronta ad un'estate in pista fra 1.500 e 3.000. Il titolo non è mai aspettato, nel senso che insomma l'atletica è competitiva, soprattutto qui in Veneto, e le altre gare sono andate bene. Adesso prepariamoci per l'estate. Diciamo che la gara è stata particolarmente sostenuta come ritmo. Ho cercato di stare in testa i primi chilometri, dopo Valentina appunto ha preso le redini insieme a Pizzolato e quindi non sono riuscita a tenere testa, però dai, ho dato del mio. Gli allievi sui 5.000 hanno condiviso il percorso con le junior alle prese con la nuova distanza dei CDS nazionali. Alessandro Dalben è il più forte perché in questa stagione vince tutti i cross e da 9 conferma la leadership. Diciamo che avevo quasi fatto una scommessa con i miei compagni di atletica, che se li avessi vinti tutti sarebbe proprio stato un sogno che si realizzava, perché era, diciamo, il punto di partenza per una stagione che poi sarebbe migliorata in pista e sono molto felice. Avevo scommesso che mi sarei fatti i capelli biondi, però non so se mio papà mi lascerà. Fra le junior è una bellunese a laurearsi campionessa regionale. È Laura Maraga, appassionata di campestri ma anche di corsa in montagna. La gara è stata facilitata dalla presenza proprio degli allievi. Si va molto meglio perché ti danno magari il passo e ti tranquillizzi un po'. E non tirare proprio tutto da solo. Ho fatto gli italiani una settimana fa, 2, e sono arrivata quarta, quindi bene. Da ricordare che fra le junior non c'era Federica Del Buono, che ad Ancona si è tolta lo sfizio di abbattere il record italiano che nei 1.500 indoor durava da 10 anni e di vincere anche gli 800. Nel lungo femminile, condiviso con gli junior, l'intramontabile Silvia Sommaggio porta a casa a 43 anni un altro titolo regionale. Il titolo della maturità fa sempre piacere, no? Quando si vince. Poi sicuramente avevo un'avversaria molto valida che era Giovanna Ricotta, quindi mi dà morale anche per le prossime gare. Vedo che sto riprendendo bene. Però naturalmente vivo la giornata perché visto anche gli anni che ho non posso fare proprio tanti progetti, tanti programmi. Per Silvia Sommaggio la vittoria di 9 è una conferma dopo il successo della scorsa edizione, così come per Said Budalia della Biotecna Marcon, trionfatore nel lungo maschile. Campione promesse Dylan Titon di Assindustria Sport Padova. Fra gli junior a tagliare per primo il traguardo dopo gli 8 km è un entusiasta Enrico Riccobon. È un ottocentista e sorprende tutti portandosi a casa il titolo di campione regionale. L'ambiente è bello, ci sono un sacco di iscritti, un sacco di persone, ho incontrato un sacco di amici che non vedevo da tempo e sì, è divertente, è bello. Non sono abituato, io faccio gli 800 come gara e sono venuto qui così improvvisando giusto per rimanere allenato nella stagione invernale. E ho provato e alla fine ho vinto. Fra le promesse, nella stessa gara spunta il nome di Beatrice Stocco della Silca Conegliano, anche qui una storia curiosa. Ha iniziato ad allenarsi con il suo ragazzo Diego Avon della Biotecna Marcon ed ha corso il suo primo cross a gennaio a Galliera Veneta. Sono molto felice anche perché è da un annetto io che corro, quindi sì, diciamo che in poco tempo sono riuscita ad ottenere dei discreti risultati, quindi sono contenta anche perché il primo cross l'ho fatto a Galliera Veneta un mese fa, quindi non pensavo che mi piacesse, ecco, gareggiare nei cross e ho scoperto anche questa cosa. Nel corto maschile, infine, sono le Fiamme Oro a dominare con la doppietta messa a segno dal trevigiano Paolo Zanatta, campione regionale senior, assieme al compagno di squadra François Marzetta, campione fra le promesse. Eccoli al traguardo. Sono molto felice perché
vengo da un paio di stagioni difficili dove non ho corso un cross per 3 anni e oggi sono riuscito ad arrivare alle spalle di Paolo, che è un atleta in palla molto valido, sono molto contento. Sì, io sono contento di vedere i miei compagni di squadra sul cross dopo qualche stagione di infortuni. Sono contento anche per Dario Ciccarelli, anche se è un 800ista / 1500ista, che è riuscito a comportarsi bene su questo cross. Niente, sono contento del titolo regionale che regalo alle Fiamme Oro. Che la festa del cross di Nove sia riuscita alla perfezione l'abbiamo visto nelle immagini. Nonostante le abbondanti piogge, l'Atletica Marostica Vimar, assieme a Proloco, Alpini e a tutto lo staff, ha dimostrato la propria efficienza organizzativa. La macchina organizzativa dell'Atletica Marostica Vimar è una macchina super collaudata, sia in pista che in cross. Finché ho questo gruppo che mi segue, sicuramente noi andremo avanti per portare all'atletica quel supporto che anche dal punto di vista organizzativo merita alla nostra disciplina. L'auspicio è quello che dopo tutte queste prove che abbiamo fatto, la macchina organizzativa ormai non ha più paura di niente, mi sento di dire, perché grazie ai tanti volontari, all'Atletica Marostica, al sottoscritto e al comune, e tutto il paese ha partecipato a organizzare questo tipo di manifestazione, penso che siamo in grado di organizzare anche qualcosa di ben più grosso. E la disponibilità da parte del comune di Nove è rinnovata. L'area è fra le più belle d'Italia e le più adatte ad ospitare le corse campestri. Andiamo oltre il Veneto, guardiamo all'Italia e quindi come amministrazione comunale diamo la disponibilità per il prossimo anno a poter avere la finale nazionale. Questo grazie a che cosa? Alla volontà di un'amministrazione, di un territorio, di una buona organizzazione, di un buon volontariato e soprattutto della Società Atletica Vimar Marostica, della FIDA il Veneto, CONI e quindi tutti quegli enti preposti a poter realizzare questo sogno che mi auguro, secondo i miei intendimenti, possa diventare realtà.